quest'anno Allora siamo 50.000. ritornati in onda, tanto la situazione si era riscaldata, promesso Valdegamberi, poi sindaco. Prego, tornare ai nostri sprechi. Un breve ragionamento che è già stato fatto sull'Europa. È vero, manca forza contrattuale. L'Europa esiste come entità semplicemente monetaria e economica, però non come entità politica. Pertanto c'è necessità urgente di superare gli attuali stati che ci sono e portare un'Europa con un governo federale europeo, con un ministro degli esteri, una difesa, un esercito e una politica europea dove ci sia una voce unica tra Europa e il resto del mondo e declinata poi in territori, in stati o regione, chiamo territoriali, tipo su modello che è grosso modo quello degli Stati Uniti d'America. Allora riusciremo a essere autorevoli e a essere ascoltati, altrimenti non saremo ascoltati, quindi sono d'accordo con i ragionamenti fatti. Secondo punto, riforme, diceva prima burocrazia. Sembra strano, ma la burocrazia nasce quando si pensa di far fronte alla corruzione mettendo paletti di norme, creando sempre nuove norme. Guarda, anche dal punto di vista fiscale ormai è un groviglio che uno che parla con un consulente del lavoro o un commercialista ormai non ci si capisce più niente. È una selva oscura dove ci si perde dentro, dove si rischia di sbagliare e poi pagare sulle formalità e non sulla sostanza delle cose, quello che succede nel nostro paese. E quindi io credo che la burocrazia nasce quando manca un sistema capace di fare controlli seri e di lasciare libertà d'azione a chi opera autocertificando, assumendosi la responsabilità e si viene pizzicato che sbaglia pagare seriamente. Oggi invece avviene tutto fuorché questo, oggi si mette una rete di norme in maniera tale che uno addirittura non riesce più a fare nulla e poi perché? Perché si parte dal presupposto che questo agisce per evadere, agisce per rubare, agisce contro la legge per principio e questo è il modo migliore per soffocare tutta l'economia. Quindi responsabilizzare, autocertificare, assumersi responsabilità, maggiori controlli, però maggiore libertà d'azione di chi opera. Allora si riesce a eliminare burocrazia, si riesce a fare a meno di procedure lunghissime che devono essere comprate, che hanno un senso, una parte positiva, d'altro ente negativa, che girano anni, quindi l'imprenditore quando è il momento di realizzare l'investimento è già passato il business in un mercato che cambia velocemente, non c'è più nemmeno la convenienza di farlo perché sono cambiati il contesto generale delle cose, eccetera. Quindi questa riforma qua, responsabilizzare, bisognerebbe eliminare quasi 3/4 di legge, trasformando autocertificazioni, però chi certifica se sbaglia deve essere punito severamente e non condonare con qualcosina tanto perché le cose così vanno. E per quanto riguarda i tagli, la finanziaria prevede 36 mi pare milioni di euro, una manovra mi pare circa 36 miliardi di euro, tra cui parte che è a carico dello Stato centrale, parte a carico degli enti territoriali, eccetera. Io credo che scaricare sul territorio i tagli senza mettere nei limiti alla pressione fiscale locale è un errore, perché si rischia semplicemente di ribaltare poi il problema all'ultimo gradino e quindi uno invece di ridurre la spesa trova più comodo dire non possiamo fare nulla e dobbiamo per forza aumentare le tasse e quindi la pressione fiscale non aumenti a livello centrale ma l'aumenti a livello periferico e quindi alla fine non c'è altro con infatti dopo alla fine il titolo vuole essere un po' questo, cioè eliminiamo gli sprechi, nel senso che poi eliminiamo chi è che li elimina, se si riesce. Finisco il ragionamento quindi bisognerebbe quantomeno mettere dei paletti, dire bene, allora obblighi uno a rivedere le spese, a rivedere le proprie procedure, a rivedere le consulenze, a rivedere tante cose. Guarda, ero prima a venire qua con un direttore sanitario di una ULSS di questo Veneto, il quale mi diceva, ma non posso fare il nome perché altrimenti verrebbe licenziato subito. Vada soft allora, stiamo molto no, lui mi ha detto, ha fatto un ragionamento, mi dice guarda, lui è riuscito a ridurre delle spese, mi ha fatto vedere quanto era il trasferimento pro capite in quell'ULSS lì degli abitanti dalla regione lì, ed è il più basso tutta la regione Veneto, adesso penso che capiscono chi è, ma lo stesso, ma il più basso è del 10, 15, 20% inferiore alla media regionale, eppure ha chiuso con un bilancio bene o male in pareggio, se non inutile negli ultimi anni, avanzando delle risorse. Allora dice, ma io ho fatto 4 conti sulla base dei tagli che per il Veneto, per esempio, sono 4 miliardi tutte le regioni. Il Veneto, so, quando ero a Roma, coordinavo la regione sociale, avrà l'8,5% mi pare del coefficiente di riparto circa, vuol dire che sono 350, che ne so, 350 forse di più, poco di più, milioni di euro che vengono tagliati al Veneto, al di là del fatto che poi
parentesi, apro e chiudo parentesi, i tagli lineari sono un'ingiustizia per chi si comporta meglio, al di là di questo, però ragioniamo su questo, facciamo su questo ragionamento, 350, poi lo dirà meglio di me chi mi sta alla mia sinistra, ma 350 milioni, fatto 4 conti, che se portassimo tutte le ULSE alla spesa per abitante di quelle migliori, più virtuose nel Veneto, avremmo già trovato le risorse che mancano. Quindi non si può dire sempre no, non si può fare nulla, alziamo le mani, poi scopriamo che ci sono dei dipendenti che hanno una sede in affitto quando non hanno una proprietà vuota solo per non scomodare 5 km. Scopriamo, ci sono una marea di cose, cominciamo a metterci mano, insomma, non si può sempre rinviare a scaricabarile. Valdecarmine, una domanda voglio farle, ascolti bene il mio ragionamento, sarà velocissimo. Allora, il perché Renzi, mi sono chiesto, il perché Renzi vuole che siano gli enti locali a decidere cosa tagliare, giusto? Perché mi sembra questo che sia il concetto. Siamo tutti d'accordo che si possono fare degli aggiustamenti, dei tagli, mi sembra di capire che anche lei è d'accordo, giusto? No, io no. Solo che ci si lamenta del fatto che non viene detto che cosa tagliare. Allora io mi sono domandato, e questa è la domanda. La domanda è questa. La mia domanda è, direi. il fatto che il governo non è in grado di dire o non vuole dire cosa tagliare, è perché non è in grado di dirlo o perché le regioni sono così forti e possono nascere, nel caso in cui gli viene imposto di tagliare qualcosa, dei grandi contenziosi? La prima cosa è dato che il governo deve cominciare a tagliare se stesso al proprio livello, deve cominciare. Poi, guardate, per quanto riguarda le regioni, anche non possiamo mettere tutto sullo stesso piano. Ma parliamo del Veneto. Professionalmente sto seguendo un contenzioso con la regione Calabria, dove c'è un contribuente che è un'impresa che è stata fatta fallire, che ha un credito di 35 milioni di euro con la regione Calabria per lavori effettivamente fatti. Ma la mia domanda, non l'ho spiegata, non l'ho chiesta bene. Dove mi sono accorgendo che in quella regione lì non c'è l'anarchia completa, ma ci sarebbe veramente da mettere in galera tutti e tagliarla via. Ma mi risponde alla mia domanda. C'è qualcosa che non va bene, ma non puoi mettermi in confronto il Veneto, che pure ha dei difetti e comunque può tagliare ancora. Ma Valdegamere, mi dica, però risponde alla mia domanda, è un discorso... Permetto che sono d'accordo anch'io sul fatto che non è giusto, sono d'accordo con lei, ma loro non sono in grado di dire cosa tagliare oppure temono che nasce il contenzioso, visto che le regioni sono molto forti in Italia? C'è un principio molto semplice che si è ripetuto molte volte, è quello di dire ci sono i costi standard, non c'è bisogno di fare... Che non vengono rispettati purtroppo. No, non sono mai stati attuati, allora è più facile dire questo, attuiamo, ci sono delle prestazioni che è chiaro che poi anche costi standard è un concetto molto difficile perché un conto la prestazione in città, un conto la prestazione in un posto disagiato in montagna, i costi sono diversi da zona a zona, ma stabilire dei parametri di riferimento che certe cose non possono essere fuori luogo completamente, basterebbe rispettare questo, i soldi verrebbero su. Ma c'è il timore che il governo abbia dei contenziosi? Perché questo non viene posto? Il Veneto è stato preso come riferimento per le altre regioni nell'ambito per quanto riguarda i costi. Bene, diciamo, d'ora in avanti le risorse che trasferiamo a ogni regione vengono parametrate in una regione più virtuosa dalle altre, con i suoi difetti vengono parametrate questo. Perché non parametriamo questo, cominciamo a tagliare, invece di fare un taglio lineare su tutti? Dopo ritorniamo. Tonino dopo Zanetti, assolutamente faccio giro a tutti. Io vorrei partire dalla domanda che ha fatto prima. Cioè che è quella dove andiamo a risparmiare, no? Dove ci sono questi tagli da fare. Io credo che a livello di enti locali lì possono essere dei risparmi, ma sicuramente non possono essere effettuati in comuni che già sono all'osso. Cioè io amministro un comune di quasi 6.000 abitanti, ha 13 dipendenti. Io conosco realtà, se volete vi porto, vi fornisco, con 115 dipendenti, 167 dipendenti. Cioè voglio dire, se noi facciamo dei tagli lineari, stesso territorio, stesso numero di abitanti, se noi andiamo a tagliare linearmente su questa realtà qua, è chiaro che a noi non riesco neanche più a sostituire il capo ufficio tecnico e quindi non do più risposte ai cittadini, mentre altri se ne fregano, se vogliamo, ecco, in maniera... Ma non sarebbe allora il caso che questi comuni si unissero, visto che sono così piccolini, come si era... Noi siamo in una unione di comuni. Di due ossi ne fai un osso. Allora,
Allora, siamo in un'unione di comuni da più di qualche anno. Le difficoltà sono quelle di condividere alcuni servizi, perché ogni comune poi è un po', diciamo... volevo fare un piccolo riferimento a cosa si può fare per rimettere in moto l'economia. No, io dico dopo la parola. Io credo che rimettere in moto l'economia ci voglia una buona volontà di farlo, e per mettere in moto l'economia bisogna mettere in moto la produzione, evitare il decentramento, cioè oggi il dislocamento in altri stati, e lo si può fare solo con una maniera, ci vuole il coraggio, bisogna avere il coraggio di abbassare la tassazione, bisogna portare a una tassazione minima. C'è un rischio di calo di entrate per lo Stato, ma è un rischio di cui siamo obbligati. Scusi, sulle delocalizzazioni, 30 secondi, scusami Massimo, sulle delocalizzazioni, noi in Regione Veneto abbiamo presentato un progetto di legge, parlo della Regione Veneto, abbiamo presentato un progetto di legge a inizio legislatura 2010, dove andavamo a incentivare le nostre aziende a rimanere, ma a disincentivare, non a sanzionare quelli che se ne andavano, ok? Questo progetto di legge, anche in Veneto, è fermo da 5 anni in Regione, non lo approviamo. Allora, prima guardiamo anche a casa nostra, poi guardo anche a casa degli altri. Allora, io sto dicendo, governo Zaia, governo di centrodestra della Regione Veneto, approvate questa legge, che non è una legge di Italia dei Valori o di Gennaro Marotta, è una legge che è stata presentata da più parti, c'è anche la Lega che ha presentato un suo progetto per disincentivare la delocalizzazione, è ferma in commissione da 4 anni. Questa è la burocrazia, la mala politica. La morte. Zanetti, abbiamo parlato di tasse, sì, accumula tutto. Tanto qua il commercio sta accumulando. Poi vai in esplosione. Vorrei dire che penso che sia ora di smetterla di dire che bisogna tagliare ancora sul welfare. La fondazione tedesca molto seria, perché loro le cose le fanno con serietà, che si chiama Stiftung Bertelsmann, ieri pubblica dei dati in cui dice che siamo il 24esimo peggior paese su 28 europei. Nel welfare siamo peggiorati negli ultimi 10 anni, passando dal 3° posto al 24esimo su 28. E abbiamo peggiorato sull'istruzione, sulla sanità, sulla ricerca, sugli investimenti, su tutto quello che fa welfare. Questo perché? Perché abbiamo tagliato, non è un caso. Okay? E parlava lei giustamente di autonomia locale. Io ho i dati qui delle autonomie locali del 2013, fonte Ministero dell'Economia e delle Finanze, che tra l'altro fa parte del documento di integranti di Economia e Finanza pubblicato da Renzi in questi giorni. La spesa delle autonomie locali a livello italiano è del 23%, si spende sul personale, il resto dei 234 miliardi di euro che costano le autonomie locali va a appalti, incarichi esterni e acquisti. Quindi la storia è che il personale è il problema degli enti locali perché costano tanto, viene smentita dalla matematica, perché come diceva il buon Pitagora, i numeri sono molto democratici, d'accordo? Detto questo, e questo è uno esempio, per non parlare che mentre tutto questo accade, in Italia negli ultimi 11 anni le tasse locali sono aumentate solamente, lo dico ironicamente, del 191%. Allora, ci dobbiamo domandare, a fronte di una tassazione così elevata, dove si può ancora immaginare di tagliare, se cioè possiamo ancora immaginare di tagliare su quello che è il welfare. E il welfare, lo ricordo, è garantire a tutti una pari dignità rispetto a servizi che non sempre tutti si possono garantire. Dal 2008 l'Italia si è spaventosamente impoverita, ma perché? Non c'è domanda interna. E non c'è domanda interna perché se non ci sono risorse e soldi da spendere è difficile far partire la domanda interna. E le politiche economiche di questi ultimi anni, dal governo Berlusconi al governo Monti, al governo Letta, al governo Renzi, li metto dentro tutti perché hanno fatto esattamente tutti la stessa cosa, hanno immaginato che gli interventi rigoristi, in un momento in cui in Italia ma anche nei paesi europei, per uscire da questa situazione bisogna che l'Europa cambi verso, questo sì, cambi mente. Perché stampare moneta, come fa l'Europa, per darla alle banche, che invece poi di darle al microcredito, la dà alla finanza, non andiamo da nessuna parte. È esattamente quello che è successo in questi anni in Italia e in Europa. Ed immaginare che le imprese possano da sole crescere e creare economia, se lo Stato non fa investimenti produttivi, è semplicemente una ricetta che non sta nell'economia, non sta in piedi. E allora, le vecchie care ricette, ho finito, keynesiane,
che tanto disprezzo hanno suscitato negli ultimi 10 anni, se forse le rivediamo e le riaggiorniamo, forse ci fanno capire una cosa molto semplice, che anche in questo momento, pur avendo un debito pubblico pesante da sostenere, o lo Stato italiano è in grado di mettere sulla bilancia 200 miliardi di investimenti e questo paese ricomincia a volare, okay? Ma ci vuole una classe politica competente e capace che non abbiamo. Bisogna sbloccare perché oggi fare un lavoro pubblico è un'impresa. Finisco il ragionamento. Oppure noi continueremo a discutere del sesso degli angeli. E non quindi ci vogliamo investimenti. Farlo. Chiaro. No, ma torniamo, non è questo è il punto nodale, direi. Allora, sentiamo che cosa ne ricava. Dunque, soprattutto partendo dall'intervento di Zilio, abbiamo inquadrato il problema che è di una gravità enorme. È complicato, è difficile da rimuovere, ma abbiamo il coraggio o no di dire che la più grande responsabilità di questo è della classe politica che abbiamo? Assolutamente sì. Possiamo dirlo? Guardi, io glielo dico, ma da almeno 20 anni, quindi faccio fatica a tirar fuori qualcuno. Allora, vediamo un po', perché? Vi ricordate Bassanini? Certo. Vi ricordate quando ha tolto la firma ai sindaci e ai politici per darli ai funzionari? Lì è nata la burocrazia italiana, esatto. Cioè l'insieme delle norme sempre più articolate, incrementata, sempre più articolata per evitare, come dicevate prima anche voi, che i furbi vincessero. Invece i furbi in Italia ci sono, e anche in Veneto, e li abbiamo sentiti recentemente, proprio grazie alla complessità delle norme. Seconda cosa, ricordate chi ha trasferito deleghe alle regioni e le ha spinte a investire di più? Qual è stato il partito che ha fatto questo all'inizio degli anni 2000? Mi pare si chiamasse PDS, o sbaglio? La referenza sul turismo, sulle infrastrutture, tutta una serie di cose che hanno traslato risorse dal centro al territorio e hanno costretto le regioni. Poi andiamo sulla politica regionale. Ci sono regioni virtuose, il Veneto è una di queste regioni, non possiamo negarlo, e ci sono regioni assolutamente incapaci di gestire queste cose. È sempre un problema politico. L'ultimo, il più grosso, è questo. La crisi che viviamo oggi nel nostro paese è che non è possibile lavorare. Non si può fare impresa. Noi abbiamo un sistema che non è più competitivo, ma non perché i ristoratori sono cialtroni, gli imprenditori sono evasori, no, perché dov'è la banda larga? No, le cose che la Camera di Commercio di Padova fa e mette sui telefonini e si può firmare i documenti, dove stanno? Noi siamo agli ultimi posti nella graduatoria, non solo europea, mondiale, per il tasso di innovazione dell'economia. Certo. E questa è la situazione. Allora, qual è il modello di sviluppo che vogliamo? Quello che ripercorre legittimamente il Presidente dicendo dobbiamo riportare l'industria, ma l'industria giustamente non riportiamo con gli incentivi, ma facendola lavorare, mettendola in un ambiente complessivamente competitivo, in cui l'energia costa di meno, in cui non si va solo su gomma, si va anche su rotaie. Adesso quello che ci ha fatto andare su gomma mi pare che sia andato all'estero, o no? O no? E chi ha pagato tutto questo? Allora, in questo contesto abbiamo un Presidente giovane che sta trasmettendo a tutti gli italiani la voglia di cambiare, che però è un grandissimo comunicatore. Ma è solo un grandissimo comunicatore. Beh, solo, vabbè, lo dici tu. Il però allora, è già una cosa negativa. Allora, adesso volevo entrare un attimo in questo provvedimento, il provvedimento che hanno licenziato giorni fa. Allora, facciamo così, siccome voglio che lei ha avuto la premessa, perché non funziona per quello così com'è. Esatto, questa è una domanda ben precisa, quindi implica una risposta, poi do il giro a tutti. Pubblicità, rapidissimi, così dopo entriamo nel merito e facciamo fare il giro di intervento a tutti quanti, poi sposato so che deve chiedere qualche cosa, tra poco quindi. Poi mi fai dire una cosa.